Prendi una classe di studenti e mandali in gita, ma non il classico viaggio di istruzione, una gita educativa all'insegna della pratica sportiva. Ecco cos'è il Beach and Volley School, il viaggio di istruzione sportiva che diventa una vera e propria esperienza didattica e culturale, un'occasione per praticare sport e apprendere nuove conoscenze in un ambiente naturale, divertente e socializzante. Dunque si tratta di una forma di viaggio di istruzione. Noi abbiamo visto, io essendo insegnante in maniera particolare, abbiamo visto che spesso le gite di istruzione finiscono per essere quasi un'abitudine, una ricerca delle capitali magari europee dove c'è la discoteca, e abbiamo voluto nel nostro ambito proporre un qualcosa che rappresentasse un po' i valori del nostro sport. Ed il nuovo progetto Beach and Volley School Kinder più Sport è partito da Bibbione, organizzato dal settore scuole e promozione e dal settore beach volley della FIPAV nazionale, con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e con l'adesione della Federconsumatori. Le prime scolaresche hanno iniziato subito alla grande, incontrando in una serata Alberto Cisolla. Ma sì, è un nuovo progetto, secondo me molto interessante, ovviamente molto, molto simpatico, organizzato dalla Kinder e dalla Federazione, come al solito nel migliore dei modi. Mi è stata chiesta la disponibilità di quest'ora da condividere con i ragazzi ed essere compatibilmente con l'impegno è sempre un piacere enorme. Ecco perché alcuni istituti di istruzione hanno subito aderito al Beach and Volley School. L'abbiamo accettato perché chiaramente c'erano delle motivazioni, cioè i ragazzi erano attratti da questa iniziativa, è stata una possibilità per loro appunto di uscire anche dal solito ambiente e di poter vivere questa attività anche con altri studenti, insomma una cosa più partecipata, ecco. Le motivazioni, a detta degli studenti, sono sicuramente maggiori rispetto al classico viaggio di istruzione. Comunque si fa anche con più voglia, anche perché sto torneo di beach volley comunque comunque coinvolge di più delle altre classiche gite che porta in giro e basta. Siamo venuti con la nostra scuola da Brescia per partecipare a una settimana di attività sul beach volley, per fare delle partite con altre scuole di altre regioni dell'Italia. Ora ci stiamo una settimana e siamo a fare un torneo di beach volley, poi facciamo lezioni di windsurf, tiro con l'arco, cose del genere. Studenti da tutta Italia dunque, a quanto pare il Beach and Volley School è partito subito a 1000, un'esperienza formativa e sicuramente differente dalle precedenti. Questa è una cosa molto diversa, poi io sono un insegnante di educazione fisica, evidentemente questa è molto interessante, perché i ragazzi trovano il vero momento educativo attraverso lo sport, cosa alla quale noi insegnanti di educazione fisica aspiriamo, se no non avremmo motivo di essere nella scuola superiore. In bocca al lupo dunque al Beach and Volley School, il nuovo progetto di pallavolo e beach volley che coinvolge e un po' stravolge il mondo dell'istruzione. È un'iniziativa interessantissima, sia per avvicinare giovani e promesse allo sport, e in questo caso alla pallavolo, e poi credo che anche per i giovani sia un momento di divertimento e di svago che comunque serva per il loro futuro, comunque può servire per incanalare tanti giovani nell'importante mondo dello sport. Tutti a Lignano Sabbiadoro per il Night Park Volley 4x4. Sabato 4 luglio si giocherà a Green Volley fino a tarda notte per la prima grande edizione notturna del Night Park Volley 4x4. Per maggiori informazioni parkvolley.it.